Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, si gioca questa sera al Pala Hockey di Forte dei Marmi la 20ª giornata del massimo campionato di Serie 1 hockey su pista per la sesta stagione 23-24. Si affrontano in quello che è un classico oramai degli ultimi anni, Centro Porsche Firenze e Versilia Hockey Forte dei Marmi contro l'Amatori Vasken Lodi. Due squadre che hanno dato nell'ultimo decennio sfide importantissime di finali di scudetto vinte da una parte e dall'altra, di finali di Coppa Italia e di tutto quello che segue, Supercoppa eccetera, perciò insomma due squadre che hanno fatto un po' la storia degli ultimi anni dell'hockey su pista. C'è stato poi il break con l'avvento del Super Trissino, ma insomma a parte questo è una classica fra Forte dei Marmi e Lodi. Prima di andare con Giulio ad analizzare quello che sarà la gara molto particolare di questa sera fra Forte dei Marmi, Centro Porsche Firenze e Amatori Vasken Lodi, vediamo le interviste iniziando dal Gigio Bresciani, ex importantissimo, che ci parla un po' di quello che è la gara per come la vede lui. E vediamo dalla regia, appena pronti, di poter far partire l'intervista a Gigio. Con Gigio Bresciani, una partita che ormai è un classico degli ultimi anni, ma non possiamo non partire dalle tue assenze. Vabbè, fa parte del gioco, ci sono anche i cartellini, stasera faremo a meno di loro, gli altri giocatori sono prontissimi, sono allenati molto bene, sanno che dovranno faticare di più perché mancando due persone sicuramente ho un po' i cambi ridotti, però fa parte dello sport, purtroppo ci sono anche i cartellini, bisogna imparare perché comunque non è solo colpa nostra per il peso dei cartellini, da lì bisogna ripartire, imparare e migliorarsi, sono ragazzi giovani, può succedere. È una partita, quella contro il Forte dei Marmi, è una partita speciale, insomma, no? Ci ricordiamo sia da una parte che dall'altra, Lodi Forte dei Marmi è un classico. Hai preparato qualcosa di particolare o sarai il Lodi arrembante di sempre? A questo punto della stagione non posso neanche mettere cose nuove. Siamo in Lodi, ce la giocheremo, proveremo a fare la partita contro la squadra più forte del campionato e vediamo quello che viene fuori, però io vorrei che ci fosse veramente un bello spettacolo. Bene, io Gigio ti ringrazio, al momento alla prossima, grazie. Bene, torniamo in diretta, abbiamo sentito le parole di Gigio, insomma ovviamente l'assenza per squalifica di Nadini, di Nachera e di Morgan Antonioni peseranno, chiede sacrificio, ma insomma voglio dire, non credo che potesse dire altro, ecco, oltre a quello che ha detto. Anche perché è chiaro che al di là del valore dei due giocatori assenti, è chiaro che comunque il Forte Rami sarebbe stato favorito, ha vinto all'andata, è una squadra chiaramente allestita con ben altre ambizioni, fermo restando che Lodi sta facendo anche quest'anno un campionato straordinario, considerato quello che è il potenziale, no? E allora vediamo anche la formazione del Lodi, intanto entra in pista il Centro Porsche Firenze fra le sirene e gli applausi dei tifosi. L'Amatore Vasken Lodi arriva a Forte Marmi con il capitano Valentin Grimalt, portiere della nazionale argentina, campione del mondo, con il numero 12, con il 4 l'ex Lorenzo Giovannetti, con il 5 Alessandro Faccin, con il 9 Felipe Fernandez, con il 13 Stefano Borza, con il 15 Giovanni Monticelli, con il 44 il bomber della formazione che guida al momento i gol giallorossi Davide Nadini, con il 54 Andrea Fantozzi, con il 68 Leon Bozzetto, portiere a sostegno Riccardo Porchera, l'allenatore Pierluigi Bresciani, il nostro Gigio Forte Marmino di nascita e oltre. Per quanto riguarda invece il Forte dei Marmi, vediamo l'intervista pre-partita ad Alessandro. Intanto le formazioni, eccoci. Partita importantissima anche perché praticamente si ripianifica la classifica, abbiamo i distacchi veri stasera. Sì, da stasera ci mettiamo un pari e sperando di fare una buona partita, di portare 3 punti a casa e di mantenere insomma il vantaggio di 5 punti. È una partita delicata perché lo sappiamo bene, no? Fra virgolette, quando le veste sono ferite sono più pericolose.
Sì, ma è tutta la settimana che parliamo di questa cosa qua, di non abbassare assolutamente la guardia, perché quando una squadra si sente indebolita magari può ritrovare ancora di più forze, no? Si compattano, quindi noi c'è da fare una partita di altissima concentrazione, imporre ritmo e cercare insomma di vincere e fare una grande prestazione. Una squadra, quella del Forte, al completo mi dicono, perciò nessun problema. Al completo, però ieri Ricky ha avuto ieri e stamani febbre con insomma problema intestinale, quindi è un po' deboluccio, però è lì fra pali, vedo che para. Bene, io ti ringrazio, alla prossima. Bene, torniamo e vediamo anche subito la formazione del Forte dei Marmi, formazione mi dicono al gran completo, anche se Riccardo Gnata, caro Giulio, ha avuto qualche problemuccio ieri, oggi a livello influenzale. Comunque lo vediamo, capitano del Centro Porsche Firenze, Versilia Hockey Forte dei Marmi, con il numero 22 portiere e capitano Riccardo Gnata, con il 5 il bomber Federico Ambrosio, con il 9 Pedro Gil, con il 26 Elia Cinquini, 55 per Joao Galbas, con il 57 Francesco Rossi, 77 Francesco Compagno, l'87 Cisco Ipinazan, il 99 Enrico Torneri, il 35 Mattia Tahiti portiere a sostegno, l'allenatore come sempre Alessandro Bertolucci. Abbiamo sentito le parole di Bertolucci, è un mantra che ormai è iniziato con la prima giornata: concentrazione e lavoro, concentrazione e lavoro. Tutta la settimana dice ha lavorato a questo, anche perché, come abbiamo sentito e come sappiamo benissimo, una squadra ferita è una squadra forse ancora più pericolosa. Al netto di questo, gli arbitri questa sera sono Marco Rondina e Andrea Ravoli. Al netto di questo, Giulio, sarebbe stata una gara decisamente importante, non è da meno visto le assenze, perché insomma il Lodi sta giocando ora, a parte l'inciampo nell'ultima gara a Montebello, ma insomma stava collezionando una serie incredibile di vittorie anche in Coppa. Sì, infatti, fra l'altro è un'anteprima, un'anticipazione della semifinale di Coppa Italia che vedremo qui a Forte dei Marmi il 23 di marzo, con un Lodi presumibilmente al completo. Ma al di là di quello, io credo che la forza del Lodi, che secondo me è soprattutto l'avere un allenatore come Pierluigi Bresciani, è proprio quella, cioè che da quando Bresciani è al Lodi ha cambiato vari giocatori, però la capacità di mettere in difficoltà qualunque avversario l'ha sempre avuta, e la conferma l'abbiamo quest'anno anche in Champions League, dove oggettivamente con un girone più facile di quello del Forte dei Marmi, però si sta giocando la qualificazione fino all'ultima giornata, e questo la dice lunga sul valore di una squadra che è messa benissimo in pista, che gioca veramente un ottimo hockey che è difficile per tutti superare. Poi gli incidenti di percorso ci sono, però è evidente che il Lodi sta facendo un grande campionato. E intanto vediamo le formazioni a centro pista, insieme a loro gli arbitri, a sostegno al banco dei cronometristi a Luca Lossi, e poi insomma le formazioni, sentiamo l'annuncio dello speaker. Qualche numero: il Lodi al momento è quinto in classifica con 36 punti grazie a 73 reti fatte e a 47 subite. Per contro il Forte dei Marmi guida la classifica con 52 punti, 117 fatte e 32 subite, miglior attacco e miglior difesa. Ma anche il miglior marcatore del campionato è in forza la squadra rossoblù, con Federico Ambrosio dall'alto guarda tutti, dall'alto delle sue 40 reti. Per quanto riguarda invece il Vasquez Lodi, il bomber della formazione con 13 reti è Davide Nadini, neo entrato quest'anno nella squadra lodigiana, proveniente da una stagione non felicissima in quel di Valdagno, ma insomma sta ritrovando quelli che sono i suoi numeri, il giocatore che ha sempre segnato tantissimo e quest'anno insomma sta ritrovando la verve giusta. E infatti anche in questo secondo me è la capacità che ha Bresciani di rigenerare anche giocatori che vengono da una stagione non esaltante come quella di Nadini, se non vado errato a Valdagno mi pare, o era prima c'era stato Vercelli, poi Valdagno, e effettivamente
non perché Bresciani lo conosco da una vita, ma perché effettivamente è un allenatore che sta facendo a Lodi un lavoro straordinario, è un lavoro che appunto anno dopo anno riesce a riproporre una squadra che non ha bilanci faraonici ai massimi livelli o quasi. Poi è chiaro che quando si arriva come lo scorso anno alla sfida decisiva nella finale contro il Tristino è venuta fuori la superiorità tecnica della formazione allora allenata da Alessandro Bertolucci, però il Lodi ha fatto una stagione straordinaria e quest'anno ha tutte le carte in regola per continuare a farla. E intanto vediamo quelle che sono le due formazioni in pista. Ovviamente Riccardo Gnata, portiere dei rossoblù, e Grimalt, portiere dei giallorossi, sono allo stato attuale insostituibili. Giulio Bresciani schiera una formazione tutto sommato offensiva, nel senso che abbiamo un Giovannetti, un Fernandez, Faccin e Fantozzi. Ora probabilmente terrà un Fernandez un pelino più indietro per dare un minimo di copertura, visto che mancano poi il regista e il difensore più importante della formazione, cioè il Morgan Antonioni e Nachera. Il Forte dei Marmi risponde con Compagni Ambrosio, Galbas e Pignazar. È tutto pronto, la battuta va al Lodi ovviamente. La presa di posizione dei portieri in pista, vediamo, già pronto Riccardo Gnata. La battuta è ovviamente per la squadra ospite, una cinquantina di tifosi giallorossi giunti a Forte dei Marmi. Fantozzi che tenterà subito, e infatti è così lo scarico, la difesa di Ambrosio, la pallina però è ancora il gol di Fernandez, la sblocca dopo 12 secondi il Lodi. Lo rivediamo. Sorpresa la difesa rosso-blu, immediatamente Fernandez fa 1-0 Lodi fra il tributo dei tifosi giallorossi. Giulio, veramente molto bene. Se c'era qualche dubbio sul fatto che non fosse anche questa una partita scontata, chiaro che il peso delle assenze, al di là di quello che è il valore in pista dei giocatori, lo si vedrà forse con il passare del tempo, perché la rotazione dei giocatori a disposizione di esperienza a disposizione di Bresciani è più ridotta, quindi è quello. Però intanto aver già sbloccato il risultato, e devo dire che anche a Valdagno le due reti del Valdagno non sono venute da azioni difensive impeccabili, perché in tutte e due le circostanze le reti segnate all'inizio del primo e del secondo tempo avevano lasciato la difesa del Forte Marmi un pochino troppo libero il giocatore. Questa volta forse è stata talmente fulminea l'azione, però è chiaro che una squadra come il Forte dei Marmi non si deve distrarre nemmeno dopo 12 secondi dall'inizio. Non oso pensare cosa gira nella testa di Bertolucci, che aveva chiesto concentrazione. Comunque Forte dei Marmi nella manovra, i Pignazar in possesso di sfera, da questi accompagno. Ora ovviamente Grimalt assume tutto il proprio valore in una gara dove il Lodi sta conducendo dopo una manciata di secondi. Pignazar in possesso di sfera, incrocia dietro porta, poi arriva per la conclusione ma non riesce, Fantozzi se ne va. Fantozzi cerca di superare l'avversario, non gli riesce, questa volta è Galbas che lo blocca. La sfera è per Compagno, finisce a terra e poi ci prova ancora, l'arbitro non fischia e lo fa in questo momento, poteva farlo anche un secondo prima. Finisce a terra Fernandez, il contatto credo con Compagno, si lamenta Fernandez, signor Rondina però gli fa cenno che non ne vuol sentire, e visto i precedenti forse sarebbe anche il caso che, insomma, è costato un cartellino nel finale di gara, una rispostaccia all'arbitro. È vero che poi in quell'occasione mi diceva Morgan si è chiusa la vena, insomma eravamo a fine gara, qui siamo all'inizio, la vena deve obbligatoriamente rimanere aperta. Si riparte con Giovannetti che la scarica per Faccin ancora la manovra su Giovannetti,
Giovannetti per Fantozzi che la gira indietro per Faccin, la cambia con Fernandez, autore della rete Giovannetti, trova il varco, finta il tiro, la piazza al centro per il raddoppio sempre di Fernandez, una palla spizzata male dal Forte dei Marmi dopo un primo e 50, 2-0. Lo rivediamo, una sfera toccata male da un difensore rossoblu. Fernandez, Giulio implacabile. Sì, il merito del Lodi è proprio quello, no? Di essere, prima c'era stata comunque una conclusione di, scusate perché ho un po' di problemi a risentirmi, di Fantozzi, parata da Agnate in uscita, e poi appunto questa seconda occasione. Anche qui mi sento di dire che Fernandez era abbastanza libero, bravo lui, ma forse una maggiore attenzione difensiva anche in questa circostanza ci dovrebbe essere. E se Alessandro Bertolucci non era molto felice dopo la prima rete, lo vediamo abbastanza nero, sembra già abbronzato da come si vede in panchina. Intanto una conclusione dalla distanza di di Pinazzar, parata da Grimaldi. E adesso, come ho detto già prima, insomma, i numeri dicono 73 fatti e 47 subiti. Quei 47 subiti vogliono dire che è una difesa e un portiere importante. Intanto c'è il richiamo ufficiale a Fernandez che è andato ancora a lamentarsi con l'arbitro. 2-0 Lodi quando sono passati 2 primi e 18 secondi. 2 gol di Fernandez, il primo in solitaria, il secondo su assist di Giovannetti, e adesso è l'ingaggio Faccin e Ambrosio. Certo che c'è di che lavorare, la serie riconquistata dal Forte dei Marmi con Galbas che la domestica fra i due avversari, la serve ad Ambrosio. Ambrosio attaccato da Grimalt dietro porta, l'arbitro dice che si può proseguire, la pallina riconquistata, attenzione Fernandez che se ne va alla conclusione, para Riccardo Ognata, la riconquista è Pinazzar, missile di Pinazzar che passa al lato, Galbas sfera per il rosso-blu, la gira indietro per Compagno, dall'altra parte Pinazzar ancora, supera un primo avversario, poi è costretto a fermarsi, l'appoggio è per Compagno che cerca lo scarico, lo trova in Galbas, ancora Galbas che si accentra per i Pinazzar al centro, con Bagno, la butta dentro di prima intenzione, grande azione all'indietro per Galbas, da lì ai Pinazzar, il Pinazzar attraversa tutta l'area di rigore, Compagno riapre tutto, semmai si potesse definire chiuso. Mancano 21:57, Compagno fa dimezza il vantaggio del Lodi. Giulio, è gol importante perché il doppio vantaggio consentiva a Lodi un approccio diverso rispetto a quello che si può avere con un solo gol di vantaggio. Tra l'altro c'è da segnalare che Lodi ha fatto 4 tiri in porta, 2 ha segnato e 2 li ha parati Ignata, non ha fatto neanche un tiro fuori se non vado errato, e questo la dice lunga su come arrivino i giocatori del Lodi alla conclusione, non è che ci arrivano così tanto per liberare la difesa, ma determinati. Tanto è Galbas in possesso di sfera fra due avversari, tira l'incrocio, la deviazione, la sfera nell'angolo, la difende Ambrosio, ancora Compagno, la martellata, la risposta dritto per dritto di Grimalt. Forte dei Marmi che gira per Ambrosio, sfera che finisce nell'angolo, 5 secondi, Dio mio, fischiati immediatamente. 5 secondi molto veloci, molto veloci. Comunque la punizione è per il Lodi. Sono passati 4 minuti nel corso del primo tempo, 2-1 per il Lodi, e dice quello che ci aspetta in questa gara. Sfera in profondità per Giovannetti, gli soffia sfera Compagno, vola dall'altra parte, la serve a Ambrosio per Compagno, poi l'anticipo, la spintonata, sfera che schizza lontano, la recupera Galbas per i suoi, rimposta l'azione su Compagno, da questi a Cisco, l'accelerazione di Cisco, cerca e trova Compagno,
fa fuori l'avversario, la serve all'indietro ancora per i Pignazar, da questi a Galbas per Compagno, il tiro di Compagno è però murato, la sfera ancora per il rossoblu con i Pignazar, per Galbas in giravolta, serve Compagno al centro per Galbas che ci prova ad una mano, para al portiere Grimalte. Siamo dall'altra parte con Faccin che fa tutto da solo, non ha difficoltà questa volta Riccardo Ognata, la recupera il Forte dei Marmi. Ambrosio per i Pignazar che deve allargare, lo fa in questo momento servendo lo stesso Ambrosio a ritroso, dall'altra parte per Compagno, per Ambrosio ancora, Ambrosio cerca la percussione che non riesce, ma la sfera ancora del rosso blu con Galbas ancora, entra, finisce a terra, la sfera recuperata ancora da Galbas per Compagno, a tu per tu, il capo lavoro di Compagno, mamma mia, questo lo vorremmo rivedere da tutte le posizioni, alza e l'appoggia, doppietta di eccolo qua, lo rivediamo da dietro porta, mette a sedere tutti, fa quel che vuole là dentro, 2-2, Compagno, capolavoro eccezionale, e Gigio Bresciani ha qualcosa da dire ai suoi, perché effettivamente in una manciata di secondi si ribalta tutto. Sì, grande doppia segnatura di Compagno, la prima molto bella al volo, questa qui un capolavoro che non ha bisogno di commenti, che basta, come hai detto te, guardarla. Il bello di non essere in radio è quello che queste reti le possono vedere tutti e non solo chi è al palazzetto. Comunque sì, il Lodi sta giocando come deve, perché poi non dimentichiamo, al di là dell'1-2 iniziale, che comunque i valori del Forte dei Marmi sono quelli che sono, e fra l'altro c'è stato prima sull'azione precedente un gran recupero difensivo di Giovannetti su Compagno, che sta facendo un gran lavoro, però è chiaro che quando poi i giocatori vengono fuori con numeri come quello lì c'è poco da fare, insomma, alla fine di tutto questo è quello che poi fa la differenza, no? Nell'hockey è uno sport in cui l'individualità, anche se adesso c'è più lavoro fisico, anche se si lavora più di collettivo, però quando uno ha i fuori classe questi poi si fanno vedere. Dunque 5:37, Compagno a 0 tutto, 2-2, palla al centro, batte il Lodi, praticamente i primi 5 minuti non sono serviti a nulla o sono serviti a tutto. Sono serviti a vedere delle belle reti, quello sì. Fernandez in possesso di sfera, la cambia con Fantozzi, vediamo quelli che sono i correttivi portati da Gigio. Fantozzi che se ne va, ma la recupera Galbas, la cambia per i Pignazar ci prova, la para Grimalte che rilancia l'azione da Fantozzi a Fernandez, Fantozzi ancora, Fernandez per la sfera recuperata dai Pignazar che si ferma e ragiona, serve il tiro per Ambrosio che ci prova al volo, questa volta fa buona guardia e non è disattento l'ottimo Grimalte, poi Galbas soffia a sfera ma viene rilanciata dallo stesso Grimalte, poi Fantozzi la porta via ad Ambrosio, ancora un po' di confusione, arriva Giorgio Galbas e porta via pallina, rimposta l'azione per la formazione versiliese. Fra gli strepiti di cose c'è di Alessandro Bertolucci, c'è il fallo di squadra assegnato a carico del Lodi che sale a quota 2. E l'azione precedente con quel recupero di Fantozzi è emblematico proprio del tipo di gioco del Lodi, no? Cioè non ti puoi distrarre un attimo nella tua metà campo come era il Forte dei Marmi, intanto un'altra azione offensiva del Forte dei Marmi, perché Fantozzi velocissimo in recupero difensivo, cioè, mentre rientrava ha portato via la pallina Ambrosio. Intanto accompagna ancora per Ambrosio, lo squalo morde secco e rivolta tutto Federico Ambrosio, 3-2. Rivediamo, arriva l'appuntamento preciso di prima, implacabile Ambrosio, 3-2, 18-0 alla fine, girandola di cambi, praticamente rimane in pista solo Galbas, entrano Torner, Gil e Chicco Rossi
per le file rosso-blu. Il tiro dalla distanza di Fantozzi, deviato fuori dallo specchio della porta e fuori dal rettangolo di gioco. Dunque questa è una delle prime partite in cui vedo cambiare dopo così pochi minuti ben 3 giocatori al Forte dei Marmi, che evidentemente vuole mantenere elevato il ritmo, proprio giocando sul fatto che il Lodi ha 2 cambi di esperienza in meno. Intanto è Torner che vola in fascia destra, attaccato Torner, resiste, la serva Gil ancora per Torner, dall'altra parte per Galbas, Chicco Rossi ex martellato da Giovannetti, l'arbitro dice che si può proseguire, Giovannetti porta avanti sfera, la sfera al centro per Nadini che è entrato insieme a Bozzetto a far spazio, è stato Fernandez e Faccin. La sfera ancora recuperata dal Forte dei Marmi con Gil che serve Rossi, da questi a Torner, aspetta il piazzamento, ancora dall'altra parte per Galbas per Chicco Rossi, tanto fuori anche Galbas e dentro Cinquini, cambiato tutta la squadra, il rosso-blu al tiro, Chicco Rossi deviato millimetricamente da Grimalt. Adesso attenzione a Nadini che se ne va, serve Giovannetti che va alla conclusione, ma c'è la parata di Gnata e la sfera è per Torner dopo il recupero di Rossi, in profondità per Gil dietro porta per Torner, attaccato alla sponda e l'arbitro decide per l'ingaggio, il signor Davoli fischia l'ingaggio, dunque si riprenderà con la sfera a metà fra Bozzetto e Torner, la riconquista il Forte dei Marmi, Torner in possesso di pallina, aspetta il piazzamento, la dà all'indietro per Gil, dall'altra parte per Cinquini, si accentra Cinquini, il tiro di Cinquini è però smorzato, la recupera Bozzetto per i suoi, la porta avanti. Sono passati 9 minuti nel corso del primo tempo, risultato 3-2 per il rosso-blu. Sfera sbagliata ma la recupera Fantozzi per i suoi, Fantozzi poi il filtrante, la sfera smanacciata dal portiere, recuperata da Gil, rilanciata per Cinquini, dall'altra parte per Rossi, ma è un filo troppo avanti, troppo indietro la sfera e dunque può tornare in avanti il Lodi con Giovannetti. Fantozzi attaccato da Gil, cerca di andarsene, la conclusione passa abbondantemente al lato ma la recupera Nadini per i suoi, dunque Lodi che cerca di trovare la rete, Nadini in possesso di sfera, su di lui Chicco Rossi, dietro porta per il nulla c'è Gil, la recupera, la rilancia per Torner, per Cinquini, per Torner e il Nigno prova la magia fuori di un soffio, ma grandissima azione Giulio. Sì, grandissima, con una specie di voleti di Torner a chiudere l'azione in velocità, ma la forza del Forte dei Marmi anche in questo, cioè arrivare alla conclusione in gran velocità e anche abbastanza precisi comunque. Intanto ci prova ancora il Lodi con Fantozzi, niente da fare, la sfera rimane lì, poi la recupera in un qualche modo lo stesso Fantozzi dopo il tocco di Bozzetto. Time out chiesto intanto al primo fischio, si andrà alle panchine con la panca rosso-blu a chiederlo. Cinquini in possesso di sfera per Gil per Chicco Rossi che poi non si intende con lo stesso Gil, la sfera dunque recuperata da Fernandez, rimesso prontamente in pista. Fernandez al centro per Faccin che però la spara fuori, turno di riposo per Giovannetti, poi Faccin la tira altissima, Gil la recupera, 3-2 risultato, 10 minuti se ne sono andati nel corso del primo tempo, 3-2 il gol, la doppietta di Fernandez in apertura nei primi 2 minuti, risponde la doppietta di Compagna, il gol di Ambrosio, l'arbitro dice che si può proseguire, poi c'è il fallo di Chicco Rossi, la punizione è in favore del Lodi e a questo punto il time out chiesto da Alessandro Bertolucci. Fernandez apre le marcature dopo 12 secondi su azione solitaria, poi il raddoppio di Fernandez su bella azione
risponde il compagno con una battuta al volo che andiamo a rivedere poi nei replay, poi ancora il compagno con un'azione messo imbeccato in solitario, riesce a trovare il gol e alla fine il gol di Ambrosio che segna il 3-2, con cui siamo andati a questo time out risolto velocemente dal rossoblu. Fuori anche Galbas, torna in pista Ambrosio, autore del gol del vantaggio. Dunque Forte dei Marmi in pista Cognata, Cinquini, Ambrosio, Torner, Gil, Grimalt, Fernandez, Faccin, Bozzetto e Nadini. La punizione ci ha battuta, Nadini che va a cercare il varco, su di lui c'è Cinquini che lo francovolla per Bozzetto che la cambia con Faccin. Faccin ancora in fascia destra, poi è costretto a fermarsi per intervento difensivo rossoblu, si porta al centro, il tiro è però oltre la traversa, la recupera Cinquini, la rilancia per Torner. Torner supera Fernandez, si ferma, la dà in profondità per lo stesso Cinquini, all'angolo Cinquini e Nadini si spintonano a vicenda, arriva anche Bozzetto e Fernandez, 3 sull'uomo e l'arbitro decide per l'ingaggio. Ambrosio, la sfera è per Gil, da questi a Torner, Torner ancora in fascia destra, la cambia per Ambrosio, subito francobollato, la sfera è per Gil, l'accelerazione di Gil, la bastonata, questo è insomma era che fuori dalla zona di fuori porta. dalla zona di pertinenza e la stecca di taglio, 2 falli in uno non fischiati, una norma del vantaggio un po' discutibile in questo caso. Comunque Ambrosio un possesso di sfera, fa tutto da sé, finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire, Nadini viene avanti, tenta il tiro accompagnato, la risposta poi Torner la recupera, rimane a terra Ambrosio e se possibile non sarebbe male rivedere l'azione. Vediamo se le nostre non mi pareva comunque che ci fosse il fallo in questo vediamo un po', cioè, c'è un po' l'anca, però sì, l'anca, insomma, però... diciamo che se fallo era è stato fatto da campioni, ecco. Di fatto entrano i sanitari perché la tramvata a terra di Ambrosio non è da poco, ci sarà a sostituire il giocatore e vediamo intanto la panchina che dà le istruzioni con Mirko De Celone che ha qualcosa da dire all'arbitro. Compagno prende il posto di Ambrosio, chiamato dalla panca, ovviamente entrando i sanitari è costretto ad uscire. Tanto il signor Rondina è lì a 2 passi a controllare il tutto, mentre Davoli va a chiamare alla calma la panchina rossoblu, nello specifico un Alessandro Bertolucci che pare un leone in gabbia. Tra gli applausi del pubblico rossoblu esce Ambrosio, (3-2) risultato, 12-20 alla fine, 2 falli per parte, la sfera è per immagino il Forte dei Marmi, perché il Forte dei Marmi in possesso di pallina. Però. Ah, perché prima sì per il seguito dell'azione, sì. No, è del Lodi, vediamo sì. quello No. che decida, no, l'arbitro assegna, vediamo, perché sinceramente rimessa... non è che ci ho capito molto bene. Sì, no, perché Torner era in possesso di sfera, attacco, sì. si è fermato volontariamente per aspettare il soccorso al giocatore. Dunque chiesta la distanza, Gil in possesso di sfera, Gil ancora, Gil che si allarga, la dà all'indietro per Compagno, sfera che schizza lontana, Fernandez, poi la va a toccare fuori dall'area di pertinenza Riccardo Gnata per disinnescare la velocità di Fernandez. La punizione in favore del Lodi, battuta in questo momento, Fernandez in possesso di sfera, la dà all'indietro per Faccin, da questi a Nadini. Nadini ancora cerca un compagno, Gil su di lui, la sfera al centro, la riconquista Cinquini che passano avanti per Gil,
tiro piazzatissimo di Gil che non trova il buco per superare Grimalt, ancora un'occasione in velocità, poi Torner la recupera per un momento, poi Fernandez la porta via, Lodi che torna in avanti, la conclusione smorzata dalla stecca rosso-blu di Gil. Faccin in possesso di sfera, deve trovare un varco, francobollato, Nadini in orizzontale ma c'è Gil che la recupera, Gil al centro per il tocco sotto misura da parte di Torner che non riesce, scatta il Lodi con Faccin che tenta la conclusione che però passa al lato e c'è la punizione in favore del Lodi per sfera alta deviata dal giocatore rossoblu. Battuta in questo momento, Faccin, su di lui è Cinquini, la sfera è per Bozzetto, attaccato da Compagno, Bozzetto poi tenta Bozzetto la conclusione, sfera che schizza lontana, la stecca ultima a toccarla, la stecca rossoblu. Punizione 10:55, Giulio, tutto nei primi 7 minuti. Sì. Adesso sembra adesso che ci sia la fase di studio. Sì, comunque sono due squadre che continuano a andare a testa bassa, perché anche il Forte dei Marmi ha avuto quell'occasione con Torner con un tocco veramente molto bello, elegante, e poi sulla ripartenza il Lodi lo stesso, quindi è una partita in cui nessuna delle due formazioni si può permettere di distrarsi un secondo. Intanto la sfera riconquistata in un qualche modo da Cinquini, la lotta la porta via, Cinquini la rilancia per Gil che non ha lo scarico, perciò lo fa in questo momento su Torner che chiama e suona lo schema, Compagno, Cinquini il più arretrato, supera Fernandez, Gil per Compagno, attaccato da Nadini, torna a ritroso la sfera per Torner, area intasata di giallorossi, ancora Pedro Gil in possesso di pallina, all'indietro per Compagno, la percussione di Compagno, supera un primo avversario, non il secondo, ancora Compagno dall'altra parte per Torner che cerca la triangolazione, il pattino di Fernandez gli impedisce di raggiungere sfera e dunque Fernandez per Bozzetto, Lodi che torna in avanti con Faccin, Fernandez, tanto Ambrosio sembra pronto a il rientrare. tiro passa al lato, l'intervento poi sulla ribattuta di Riccardo Ognata, libera, la sfera è per Compagno, il cambio fuori Gil, dentro Ambrosio che riceve in questo momento il passaggio di Compagno, Ambrosio, accelerazione, il missile che passa al lato di un soffio, rimbalzo maligno, tradisce Torner, adesso Nadini che però deve trovare una linea di passaggio, lo fa a ritroso su Fernandez, Faccina adesso nel cerchio di centropista, blocco vistosissimo da parte di Bozzetto, punito dal signor Davoli con il fischio e il fallo di squadra. A quota 3 il Lodi, a quota 2 il Forte dei Marmi. Cinquini che si porta sul punto di battuta, vicino a lui c'è Compagno che riceve, Compagno fascia destra, profondità per Torner, ancora per Compagno, fraseggiano i due, Enric cerca di andarsene, si ferma, aspetta il piazzamento, la dà in profondità per Torner, dietro porta per Ambrosio, attaccato da Fernandez, trattenuto, vale il quarto fallo a carico del Lodi e la punizione in favore del Forte Armi dal vertice basso. Battuta in questo momento, sfera all'indietro per Torner per Cinquini, il varco per Compagno, toccato duro da Fernandez, l'arbitro dice che si può proseguire, contropiede del Lodi con Fernandez che poi cerca il piazzamento, poi ancora succede un po' di tutto, l'arbitro fa proseguire ancora Cinquini, poi sporcata la sfera, attenzione siamo dall'altra parte, 2 contro 1, Fernandez fa tutto da sé, lì trova un Torner insuperabile in questa occasione. Arbitraggio che lascia correre molto, questo Troppo secondo me. e adesso c'è il fallo di Torner che vale il terzo fallo e il time out richiesto ancora da Bertolucci che ci vuole ragionare su. Dicevi Giulio, troppo forse? Sì, troppo, anche perché è una partita in cui l'agonismo c'è tra due belle squadre
e si rischia a lasciar correre troppo, che arrivi qualche fallo anche un po' troppo animoso, diciamo così. Intanto le squadre aggiustano i propri uomini, abbiamo visto il rientro in pista di Pignazzar a fargli spazio a Cinquini, dall'altra parte è tornato in pista Giovannetti per Fernandez. Ovviamente se il Forte dei Marmi cambia per tenere il ritmo alto, e il Lodi deve cambiare per far respirare i propri giocatori, perché ricordo che quella che è la rosa sono quei 6 giocatori là, mancano Nachera e Antonioni, che è praticamente il blocco difensivo e se vogliamo anche offensivo, perché insomma Nachera è un ottimo regista. Sì, sì. Finisce il time out, dunque Nadini, Faccin, Fantozzi e Giovannetti, no scusate, Bozzetto, non Fantozzi, e Giovannetti, di Pignazzar, Ambrosio, Compagno e Torner. La sfera è per Giovannetti che cerca il varco al centro, ma è una telefonata con i Nadini a cui risponde presente Riccardo Gnata. La sfera è per Ambrosio che deve superare Faccin, si ferma, la va all'indietro per Compagno, lo scarica è per i Pignazzar per Compagno ancora, da questi a Torner per Ambrosio, Torner se ne va, poi serve i Pignazzar che cerca il passaggio sul palo lontano, ma c'è la stecca di Bozzetto poi sporcato la linea di passaggio, Faccini in possesso di sfera ma chiusa all'angolo, riesce a servire dall'altra parte Giovannetti, ancora nell'angolo Giovannetti, dietro porta per Nadini, vediamo per chi sarà lo scarico, si intromette Ambrosio, fa sportellate con Nadini, alla meglio Ambrosio per i Pignazzar, poi il passaggio è intercettato momentaneamente da Giovannetti, serve adesso Ambrosio in profondità, Torner, Compagno attaccato, Torner al centro, Compagno di primissima attenzione, non si avvede della sfera né portiere né difensore, ma poi alla fine i due uomini riescono a portare avanti pallina per il Lodi. La sfera recuperata, Ambrosio, il tiro e morde ancora lo squalo, è implacabile, è capocannoniere, lo dimostra ancora, c'era uno spaziettino così, lo va a leggere e la mette a schiacciare il ragno. 4-2, Ambrosio ancora gol di giustezza. Sì, gol, e se è possibile vorremmo rivederlo, gol tutto suo perché ha recuperato la pallina, è arrivata al limite, eccolo qua, lo vediamo, eccolo qua, partito sulla metà campo, ha ricevuto la palla e da ottima posizione, niente da fare per Grimalt, gran gol veramente, eccolo qui, nell'angolo giusto al momento giusto, ruba il tempo a Grimalt che non riesce a coprire l'angolo, ma del resto quando tiri da quella posizione è difficile capire da quale parte devi andare a coprire. Di fatto Ambrosio è il bomber del campionato e lo dimostra ancora, doppietta personale, doppietta di Compagno per quanto riguarda il rosso-blu, doppietta di Fernandez per quanto riguarda i giallorossi. Forte dei Marmi che adesso rivoluziona ancora la gara con al netto di Riccardo Gnata fra i pali, in pista tornano Galbas e Chicco Rossi, Torner e i Pignazzar, Bozzetto, Faccin, Fantozzi e Giovannetti. Bozzetto in possesso di sfera, cerca di andarsene, intercettata la sfera da Torner per Galbas, per Rossi, attaccato i Pignazzar, la cambia con Galbas, Torner nell'angolo, pressato, sfera per Galbas, i Pignazzar ancora per Rossi, dietro porta Galbas, ne esce, cerca il piazzamento, tutte e due le squadre nella tre quarti rosso-blu, sfera in profondità, Torner, l'accelerazione per i Pignazzar, sfera all'indietro, Torner, 5,52 alla fine per i Pignazzar che va alla conclusione, siamo ai limiti dei secondi, poi
la butta in un angolo Torner, la punizione, intanto fuori Bozzetto e dentro Fernandez. Un Gigio Bresciani che continua a far ruotare i giocatori perché altro non può fare. Battuta in questo momento, Faccin cerca un compagno, lo trova in Giovannetti, dietro porta Giovannetti, la sfera indietro per Fantozzi, cerca di andarsene Pignazar, la sfera al centro, Pignazar blocca tutto, la sfera recuperata, Rossi per Galbas che si ferma, fa scorrere, pallina per Torner, in profondità Chicco Rossi, poi però si intromette un avversario e dunque può tornare in avanti il Lodi. Fernandez, autore della doppietta lodiciana, da questi a Faccin ancora, la sfera è per Fantozzi ancora, cerca di giocarla nello stretto, poi il tentativo di Giovannetti smorzato dalla difesa di Pignazar. Torner in profondità per Rossi che cerca di andarsene a Fantozzi, trattenuto, spintonato, finisce a terra, l'arbitro dice che si può seguire, accentuata la caduta, indubbiamente siamo dall'altra parte con Galbas insuperabile in questa occasione. Galbas per Rossi, per Galbas che sbilanciato la tocca in modo non perfetto, ma ancora un'occasionissima rossoblu, Giulio. Sì, ci sono alcuni interventi che mi lasciano un po' perplesso, però così è. E sì, comunque il Fortenami continua a arrivare con grande, non tanto facilità perché non è facile superare la difesa del Lodi, però quando passa ci arriva con una rapidità alla conclusione che è veramente micidiale, se il tiro è nello specchio sono dolori. Tanto la sfera corre lontana e Chicco Rossi a recuperarla per i suoi, il tentativo di far filtrare sfera per l'avversario, Galbas dietro porta per Torner, Galbas cerca di liberarsi per Chicco Rossi, no, è il Pignazar, è Cisco, imbeccato stupendamente da un ottimo Torner. Cisco fa 5-2, allarga più 3 dopo 21-08. Lo rivediamo da posizione favorevolissima, non ci pensa un attimo. Dunque 21-08 ed è il Pignazar che fa 5-2, gran gol anche questo. Come dicevo prima, cioè quando il Fortenami riesce a sviluppare la manovra è chiaro che ha anche una rapidità di esecuzione che è difficile per la difesa riprendere l'assetto quando c'è questi movimenti. Intanto ancora il Fortenami a manovrare con Torner per i Pignazar, Galbas dietro porta per Chicco Rossi, la stecca di Grimaldi è fuori dall'area di competenza, la punizione in favore del Forte dei Marmi, vertice basso alla sinistra di Grimalt, Galbas per Rossi, nello stretto Rossi ne esce, poi l'appoggio è per i Pignazar, autore della quinta rete rossoblu. Galbas ancora attaccato, Galbas che ci prova a servire Pignazar, poi a lottare sfera ma è Giovannetti che la recupera per i suoi, Galbas ancora in pressione su Faccin, la sparata in profondità e Rossi in anticipo su Fantozzi, poi Fantozzi rinviene su di lui, la serve a Giovannetti, la mette al centro ma fa buona guardia Riccardo Ognata sul tentativo di Faccin ancora, ci prova da solo, gli risponde per le rime Riccardo Ognata col guantone, alza la mano e para. Adesso la sfera è per Fantozzi ancora, al centro per Giovannetti che fa la conclusione ma ritarda troppo il tiro, non ha difficoltà di Pignazar, Fantozzi attaccato, resiste, la dà all'indietro per Fernandez, ancora Fantozzi, tiro accompagnato, intercettato, la prende Pignazar, si ferma,
5-2, ragiona a 2 minuti dalla fine. Serve Galbas, l'incursione a sinistra di Galbas per Torner, all'indietro per i Pignazar, chiama lo schema Bertolucci, sfera al centro per i Pignazar che finisce a terra sull'intervento di falloso di Giovannetti. È il quinto fallo a carico dell'Odia, quota 4 il Forte dei Marmi quando manca 1,54. Apre Fernandez dopo 0-12, illude a 1,50 il raddoppio. Fernandez illude i propri tifosi, poi la doppietta di compagno fra il terzo e il quinto, la doppietta di Ambrosio al settimo e al 18esimo, il gol di Pignazar al 21esimo. Dice che il primo tempo quando manca 1,41 segna 5-2 per la formazione rossoblù. Fernandez per Giovannetti, ancora per Fernandez che cerca il varco, poi serve Giovannetti, il pasticcio di Giovannetti, la porta via Torner che poi cerca il gol di giustezza che non gli riesce su Grimalt. Ricordo che assieme hanno vinto uno scudetto Grimalt e Torner, e dunque Torner cerca il gol, una sfera persa sanguinosissima da Giovannetti a centropista su Torner. Poi Torner ha cercato il gol di giustezza che non ha trovato, la deviazione adesso di Riccardo Ognata spedisce la sfera fuori dal rettangolo di gioco a 57 secondi dalla fine. Ancora un'occasionissima rossoblù e un'ottima parata sul tiro dalla media distanza da parte di Riccardo Ognata che la spara fuori dal rettangolo di gioco. Intanto a 57 secondi bisogna asciugare la maschera, Giulio, un primo tempo che si è giocato a volte anche a folate, sì, no? C'è stato qualche secondo insomma che sembravano le squadre quasi studiarsi nonostante il 3-2, il 2-0, però oggettivamente occasioni da una parte e dall'altra, forse più chiare quelle rossoblù, sì. Però insomma il Lodi non è stato a guardare. No, il Lodi ha fatto quella che doveva essere la sua partita, nel senso che ha lasciato, cioè ha cercato di agire di rimessa, ripartenza, e si è fatto spesso pericoloso. È chiaro che, come abbiamo detto più volte, il potenziale intanto riparte adesso. Galbas dà la palla a Torner non è che ci è uscito tanto coi guanti Grimalt, comunque gli ha tolto la pallina e dicevo non ha creato delle occasioni il Lodi, ma è chiaro che il Forte dei Marmi ha una potenzialità a livello offensivo, l'abbiamo visto, con una serie di varianti proprio tali da giustificare anche questa situazione, nonostante che la partita fosse iniziata in maniera abbastanza traumatica, perché l'1-2 in 3 minuti, insomma è vero che l'hockey è uno sport imprevedibile, però insomma 2 gol da rimontare non sono sempre facili, ma il Forte dei Marmi è stato veramente molto bravo, soprattutto a segnare subito il 2-1 e poi piano piano ha preso le misure e condotto poi sull'attuale risultato di 5-2, con il quale penso che si andrà a riposo perché finisce in questo istante il primo tempo. Finisce dunque 5-2, grazie all'amico Giulio Arnolieri per i commenti. Finisce 5-2, la apre subito dopo 12 secondi Fernandez, raddoppia Lodi a 1,50, poi è compagno Show al terzo e al quinto con un gol di giustezza in solitaria che fa fuori tutti, compreso il portiere, e poi un gol di prima intenzione. La doppietta di Ambrosio al settimo e al 18esimo, e Pignazar fa 5-2 e così si chiude un primo tempo dove il Forte dei Marmi, nonostante i 3 minuti iniziali sotto per 2-0, ribalta tutto e dimostra quello che è il valore effettivo. E adesso negli spogliatoi le due squadre a cercare i correttivi per questo secondo tempo. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, un grazie a Nardini per le riprese, a Simone Polacci per la regia, e noi ci sentiamo per la ripresa dell'ostilità fra 7-8 minuti circa.
Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. In Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
l'omicidio all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Bene, torniamo in diretta dal Palahockey di Forte dei Marmi, squadra in pista, Nadini, Fernandez, Bozzetto e Fantozzi per quanto riguarda la formazione del Basket Lodi. Al momento in pista c'è Gil e Cinquini per quanto riguarda il Forte dei Marmi, si accomoda in panchina Torner, Chicco Rossi. Vediamo quelli che saranno gli altri due effettivi che stanno arrivando dagli spogliatoi. Si accomoda anche i Pignazar, perciò Ambrosio e compagno presumibilmente, no, Ambrosio e Galbas immagino a sto punto, esatto, ovviamente al netto di Ignata da una parte e Grimalt dall'altra. Giulio, cosa avranno detto negli spogliatoi due mister? Ma bella, vabbè, io credo che Bresciani non possa recriminare più di tanto, nel senso che con la squadra diciamo così rimaneggiata com'è quella del Lodi stasera contro la capolista ha fatto il suo dovere. Il Forte dei Marmi certamente Bertolucci sarà più contento diciamo così da come la squadra ha reagito all'1-2 subito, intanto la conclusione di Gil di poco fuori, perché all'inizio effettivamente è stato, pur senza voler togliere meriti dal Lodi, ma insomma ecco, come dicevi giustamente te, Bertolucci aveva chiesto concentrazione, ecco, diciamo che forse concentrazione nel primo minuto e 50 non ce n'è stata tanta, però è anche vero che la squadra poi si è fatta perdonare per quello che ha fatto vedere. 5-2 il risultato, ma ci sono ancora 25 minuti con la sfera recuperata da Gil che se ne va da solo. Gil si allarga, serve poi Galbas, si ferma Galbas, sfera ancora all'indietro da Gil, l'accelerazione di Pedro, da questi a Ambrosio, ancora Ambrosio per Gil, l'uomo più arretrato, tenta il tiro, fascia destra, la serve a Nadini, incrociano i due. Ancora Nadini per Fantozzi nello stretto mentre Felipe cerca di trovare il varco per il filtrante che non riesce. La sfera recuperata da Cinquini, la serva a Gil, non c'è nessuno per lo scarico, dunque Gil si ferma, la mette dall'altra parte per Ambrosio. Ambrosio che se ne va fra due avversari, finisce a terra in area di rigore e c'è il blu a Grimalt. Lo rivediamo perché è sicuramente una situazione interessante. Sì, c'è la stecca di Grimalt che va a prendere il pattino di Ambrosio. E Porchera ne sappiamo, vero? Sì, è uno specialista nel parare. Ci ha fatto molto male Porchera nel passato. Comunque dopo un primo e 22 c'è il blu a Grimalt per il fallo, se mi è consentito. Abbiamo visto falli che forse andavano punita in maniera peggiore se questo era un blu, insomma del resto del portiere nel rigore ci ha messo la stecca, è ovvio che qualcosa succede.
Il signor Davoli l'ha giudicata probabilmente volontaria sull'uomo, si riprenderà anche dunque. perché già in un paio di circostanze, anche prima su Gil, Grimaldi è uscito con il bastone più che per prendere la pallina per cercare di ostacolare l'avversario, quindi probabilmente il signor Davoli aveva tenuto conto e poi dopo ha presentato il conto, forse, non lo so, perché poi bisognerebbe sentire lui, però in effetti concordo che sia il fallo poteva starci il rigore, però che se ne è visto alcuni altri che allora ci poteva stare l'espulsione anche in altre circostanze. Intanto Ambrosio deve attendere che sia pronto il sostituto, che nello specifico è Porchera. Fra l'altro una volta fu decisivo, se non vado errato, nella Coppa Italia, e stava anche male perché poi si è dovuto operare di menisco, mi ricordo, era in condizioni non perfette. Era la finale, il rigore parato a Tonci De Oro e valse la Coppa Italia per tanto vediamo il rigore, il tiro, e anche questa volta la para Porchera, e adesso il Forte dei Marmi deve sfruttare. Li hanno visti battere La di superiorità numerica, sì, ne abbiamo visti battere di meglio. La palla è per Ambrosio, per Gil, per Cinquini. La superiorità numerica del Forte dei Marmi adesso deve cercare frutto. La Sfera però schizza lontana, attenzione al contropiede 2 contro 1. Fernandez cerca di metterla al centro, ma lì c'è Galbas che ferma tutto, e c'è adesso il fallo assegnato a Lodi. Vertice passa alla destra di Riccardo Gnata. Intanto è il signor Rondina che va a richiamare per proteste, Giulio, immagino. Sì, ma a me onestamente io ho avuto l'impressione che Bresciani parlasse con i suoi giocatori, però infatti vedo che ora sta parlando con gli addetti al tavolo, mi sembrava che lui non contestasse l'operatore dell'arbitro, ma richiamasse i suoi giocatori. Comunque tanto è Fernandez che manovra e fa passare i secondi per i suoi. Fernandez ancora, 2 su di lui, si intromette Galbas, porta via Sfera, la palla è per Gil, rimane arretrato, che è colpito su contatto involontario Compagno. La Sfera è per Gil ancora Gil per Ambrosio, per Compagno, Gil per Compagno che la domestica fra due avversari ma non riesce ad arrivare alla conclusione. Ancora Ambrosio deve difenderla dall'attacco poi Compagno per Gil, per Compagno ancora, non si trova il varco per la conclusione, ma c'è da farlo quanto prima. Galbas ci prova con la martellata, la Sfera sparata lontana. Tanto sono 22 secondi di superiorità ancora per il rosso-blu. Ambrosio per Compagno, per Galbas, Compagno ancora, Galbas, il tiro di Gio Galbas quando mancano 10 secondi a scadere l'inferiorità. Galbas fa 6-2. Sono passati 3 primi e 13, Giulio. sì, molto buono il triangolo difensivo del Lodi, però poi alla fine è arrivata questa legnata letteralmente di Galbas da metà pista, niente da fare per Porchera, che fra poco verrà avvicendato da Grimaldi, che ha scontato i 2 minuti e ora si è già preparato vicino al cancelletto. Intanto la Sfera è per Compagno che la serve ad Ambrosio, da questi a Gil al centro, poi arriva Compagno, un altro capolavoro, quando arriva là davanti Compagno fa quello che vuole, al netto di Porchera, l'ha fatto nel primo tempo contro Grimaldi, rivediamolo, la prende, la alza e l'appoggia e fa 7-2. Adesso tocca a Gil, parato, ma è ancora lui che recupera la Sfera.
Dunque aggiornato Compagno, il tabellone, Giulio, non è ancora stato aggiornato il tabellone, però il gol la sfera che scorre lontana e allora ci pensa Riccardo Gnata a spedirla nei pressi di Compagno, ma c'è Nadini che riconquista la sfera per i suoi. Tabellone segnala ancora un 6-2. ma mi pare che abbiano battuto al centro, quindi il gol dovrebbero averlo dato. Sinceramente ero molto ma di molto distratto. Comunque ancora Compagno che porta via sfera, la serve ad Ambrosio, poi la conclusione neanche da fare, ma è ancora Ambrosio e poi c'è il fallo, dice l'arbitro, c'è il time out chiesto da Gigio Bresciani. E se dalla regia è possibile rivedere il capolavoro di Compagno ci farebbe di molto ma di molto piacere. Intanto c'è il time out, vediamo il cambio dentro Cinquini e fuori Compagno, rivediamo da questo frangente la sfera per Compagno, l'ottimo movimento da parte, Anche qui non segnano, anche però non è stato assegnato, io chiedo numero alla regia se abbiamo preso un abbaglio noi, non è stata assegnata la rete sul tabellone, però mi sembrava insomma che non ci fossero, stiamo facendo probabilmente una figuraccia Giulio, però di fatto Ormai ci andiamo siamo avanti. abituati. No, non sarà certo questo che toglierà il sonno. Dunque adesso non so che dite, 6-2, mi attengo al tabellone ufficiale, 6-2, l'arbitro potrebbe aver anche non convalidato, ma io ero troppo distratto nell'esultanza. Io stavo appuntando sul tabellino, troppo distratto per nell'esultanza. ipotizzo che se è stato assegnato, non assegnato come sembra, fosse considerata palla alta. Vabbè, io lo lascio là per il momento con il punto interrogativo, comunque di fatto a quest'ora avrebbero corretto il tutto, perciò 6-2 il risultato, Compagno fa tutto quel che vuole ma l'arbitro non se ne accorge, diciamo così, e dunque si riprende a giocare con la sfera nell'angolo basso a sinistra di Grimalt, battuta subito con Galbas che tenta la conclusione, niente da fare, Gil per Cinquini, per Gil ancora, per Galbas, da questi a Cinquini che incrocia con Gil, poi supera Nadini di slancio, Cinquini va alla conclusione smorzata, Fantozzi ma arriva Gil in netto anticipo, poi con Riccardo Gnata a servire una sfera che però è riconquistata da Fantozzi, la manovra bene Fantozzi, in seconda battuta a disturbarlo anche Ambrosio ma è Faccin per Fantozzi, la conclusione di Fantozzi nel traffico ma non si fa ingannare l'ottimo Riccardo Gnata, adesso Giovannetti deve uscire, lo fa in questo momento, prova il tiro, ancora Riccardo Gnata, sfera e va a toccare la rete di protezione del soffitto e dunque si riprenderà con l'ingaggio a centropista, pronto Ambrosio, pallina che torna in pista in questo momento, vediamo Galbas che la porta sul punto di battuta, quando la sfera tocca il soffitto qualsiasi sia la posizione si riprende dal centropista. Ambrosio fa notare qualcosa della sfera che non è probabilmente si è crepata un po', regolare, dunque pallina che viene sostituita, all'inizio gara viene controllate le sfere, scelte messe al banco dei cronometristi, battuta in questo momento, Faccini in possesso di pallina, può rimpostare l'azione Giovannetti,
la fa correre lunga per Nadini che la mette al centro dove arriva Fantozzi in velocità, ma buona difesa del rosso-blu. Gil la cambia per Cinquini ancora, si ferma, la serva Gil, dietro porta Gil, 2 su di lui con l'aiuto della sponda, la manovra ancora per Elia Cinquini, in profondità per Galbas, per Gil che non arriva alla conclusione, ci fa in questo momento il guantone di Di Malta a negargli il gol. La sfera all'indietro, la recupera il Lodi, rimposta l'azione d'attacco, Faccin velocissimo, 2 su di lui, resiste, serve Giovannetti nell'angolo che torna a rimpostare l'azione su Fantozzi, attaccato da Gil, poi ci prova sotto gamba, niente da fare, la recupera Gil per i suoi, da questi a Galbas, missile di Galbas, risposta, e ancora il Lodi che torna avanti, Giovannetti la cambia per Fantozzi, sfera che rimane lì, schizza lontana dopo l'incursione del Lodi, va a recuperarla Faccin per i suoi, la rimposta su Pedro Gil che batte tutti in velocità, poi supera un avversario, ancora per Gil, la traversa, gli dice di no, peccato perché sarebbe stato un grandissimo gol, un'azione splendida. Ambrosio la recupera, Ambrosio e ancora Grimalt a fermare l'ex compagno. Nadini, occasioni su occasioni pulite, 2 in 5 secondi, ma veramente pulitissime per il rosso-blu, e adesso ci prova il Lodi che sul risultato di 6-2 può andare all'attacco con Nadini, cerca di posizionarsi Nadini al centro dell'area, Fantozzi poi incontra Gil, niente da fare, Ambrosio torna in avanti, Gil ancora per Galbas, Sera che rimane lì, niente da fare, Faccin a tu per tu con Ambrosio, rettangolo di gioco, e è la seconda volta che Ambrosio è decisivo in difesa, questo a far capire quanto, no, nel gioco di Alessandro Bertolucci non ci siano ruoli, perché il capocannoniere in 2 azioni consecutive si è distinto per interventi difensivi, quasi da ultimo uomo. Intanto c'è da asciugare la pista per la caduta di Cinquini, il cambio, fuori Ambrosio, dentro Chicco Rossi, e c'è il time out chiesto da Gigio Bresciani. 6-2 il risultato, allora l'abbiamo appurato, abbiamo fatto una figura pessima urlando al gol di compagni, e comunque il gesto tecnico sicuramente ancora quello è. Poi chiederemo a Davoli e a Rondina perché è stato non convalidata la rete, però di fatto questo è quanto succede. Un +4 va bene lo stesso ai ragazzi rossoblù, che adesso sono al banco in panca con Ale Bertolucci a prendere quelle che sono le direttive. Forte Armi che arriva, Giulio, abbastanza spesso al tu per tu col portiere, Grimalt lo sappiamo che insomma è un numero 1 assoluto. Sì, 2 volte campione del mondo, anche a parecchi anni di distanza l'una dall'altra con l'Argentina, ma a parziale giustificazione peraltro, ma non è che noi siamo dilettanti più di quelli che giocano in pista, diciamo così, si può dire che chi guarda la partita vede solo quella. Noi è vero che abbiamo replay, però dobbiamo occuparci anche di prendere appunti e tutto il resto, e era talmente bella l'esecuzione di Compagno che avevamo dato per scontato, sbagliando, che fosse stata convalidata, invece dovevamo sincerarcene prima di ufficializzare il fatto. Poi appunto, vedendo che non era cambiato il punteggio, però non abbiamo potuto vedere, proprio perché stavamo scrivendo, la mimica degli arbitri che sicuramente hanno spiegato il perché. Intanto la sfera è per il Lodi, solitaria Cinquini, cerca di girare dall'altra parte per Gil, ma si intromette Faccin per il tentativo, smorzato molto bene da Chicco Rossi. Gil per Cinquini, prova l'ultimo sforzo disumano, oserei dire, il Lodi, perché ricordo è mancante di 2 pezzi importantissimi come Antonioni e Nachera, e dunque
il sacrificio soprattutto fisico dei suoi uomini è importante. Adesso c'è forse il fallo, esatto, fischiato dal signor Rondina, il fallo su Chicco Rossi. Si partirà dal vertice, chiesta la distanza, Galbas per Gil per Galbas, ma c'è il blocco irregolare, dice l'arbitro, la punizione in favore del Lodi. Rimane sempre il metodo di giudizio che ho espresso poco fa, tanto è Bresciani che chiama al rigoroso rispetto delle consegne Fernandez, ma è Gil che se ne va in solitaria fra due avversari, 3, 4, 5, poi lo scarico è per Galbas che la gira all'indietro per Cinquini si allarga, si fa ingolosire dal tiro, ci prova, la stecca Nadini è altissima, ma l'arbitro dice che c'è il fallo rosso-blu fischiato forse in precedenza. 15:08, ancora Fernandez per Faccin, per Fernandez ancora, Galbas su di lui, la gira indietro per Giovannetti, il tiro di Giovannetti passa abbondantemente al lato, Faccin la recupera per il Lodi, ancora Giovannetti che ci prova col giochino dietro porta, Magnata non si fa impressionare, la recupera Gil che poi fa tutto da sé, la serve all'indietro per Cinquini che da lì si era fatto ingolosire per la martellata, poi ha perso l'attimo giusto e in maniera molto intelligente non va a rischiarla sul parastinchi dell'avversario. Gil si porta a spasso Fernandez, serve Galbas, si ferma Galbas fra tre avversari, l'appoggio è per Cinquini, lotta poi Fernandez, ne esce, Cinquini torna su di lui, va a recuperare ancora una sfera, grande Elia che la serve a Gil in fascia sinistra, ancora Gil, siamo ai limiti dei secondi, bisogna forzare il tiro, lo fa in questo momento, l'arbitro fischia i secondi, dunque 13:58 alla fine, 6-2 il risultato, 5 falli per il rosso-blu, a quota 6 il Lodi, visto quello che sta succedendo in pista tutto sommato neanche così tanti. No, decisamente no. Ancora Faccin per Giovannetti, da questi a Fernandez che cerca di far viaggiare Faccin in fascia destra, il cambio è già al centro, ma attenzione Nadini a tu per tu con Riccardo Gnata, Gnata chiude la porta, gli dice tenta la prossima che sicuramente non mancherà, e adesso Gil, questa volta è Grimalt a dirgli di no in maniera perentoria, fuori Gil, dentro il compagno che deve tornare a fare quel che vuole in area di rigore perché me l'ha promesso. Ancora compagno per Galbas ancora in area, due stecche avversarie, Galbas e poi arriva anche Giovannetti, agganci da una parte e dall'altra, ne esce Giovannetti vittorioso, fa correre sfera, il più veloce di tutti è Compagno, veramente uno spunto impressionante, subisce anche il fallo, non gliene frega nulla, si rialza e imposta l'azione su Chicco Rossi, solo fra una selva di maglie giallorosse, finisce a terra e l'arbitro assegna il fallo di squadra a carico del Lodi, è il settimo fallo e c'è il time out, dunque chiamato da Bresciani, 6-2 il risultato, 5 falli per il Lodi, scusate 7 falli per il Lodi, a quota 5 il Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che sta cercando i varchi giusti, buonissima fase difensiva in tutti i suoi effettivi, Lodi che ha difficoltà a trovare il tiro pulito, ma non per questo è meno pericoloso su quei tiri sporchi o piazzati strani, e comunque poi il risultato è chiaro che ora il suo peso ce l'ha, un po' la stanchezza, un po' appunto i 4 gol di vantaggio, cioè il Forte dei Marmi deve badare soprattutto a non sbagliare, ecco, tutto lì, questo deve fare, perché ormai la partita se l'è incanalata bene, quindi diciamo che la può rimettere in discussione più il Forte dei Marmi proprio dei meriti che non il Lodi, perché effettivamente la squadra lodigiana con due effettivi importanti in meno, come abbiamo più volte sottolineato,
che riesca a imporre il proprio gioco continuativamente è difficile, però è in grado sicuramente di sfruttare eventuali errori che il Forte dei Marmi commettesse. 12:38 alla fine, 6-2 il risultato. Chicco Rossi, insieme a lui il compagno Torner e Ipignazar, Fantozzi insostituibile, Bozzetto, Giovannetti e Fernandez. Torner si ferma, profondo per Rossi, gli ritorna a Sera, ancora Torner, l'appoggio è per Compagno per Rossi, attaccato da Fernandez, resiste, la va indietro per Ipignazar, missile di Ipignazar per Compagno, eccolo là, Compagno, 7-2, Compagno, questa volta siamo stati attenti e comunque continua a fare quello che vuole. 12:07, cambia solo il tempo e secondo me era più bello quell'altro, senza ombra di dubbio. 12:53, 7-2. Non ho cancellato il nome sul foglio. Compagno, la sfera in profondità, Bozzetto la recupera per Fernandez. Soprattutto in questa squadra Fernandez e Fantozzi soprattutto chiamati al sacrificio estremo. Sì, anche perché poi fra l'altro non mi ricordo neanche se l'abbiamo detto, ma i due giocatori assenti sono, sì l'hai detto te all'inizio, ma va sottolineato ancora, sono due giocatori che nella fase difensiva, anche se nell'hockey moderno non di ruoli, però indubbiamente l'assenza di Nahera e di Antonioni sulla fase difensiva contro un avversario come il Forte dei Marmi è pesantissima per il Lodi. Intanto ingaggia un duello e ci prova in grande stile Fantozzi, ma Riccardo Gnata è molto attento. La sfera recuperata ancora per Compagno, per Ipignazar che non aggancia per il contratto di Fantozzi Giovannetti. Il migliore dei suoi, perché ha giocato una partita straordinaria con un minutaggio altissimo fra l'altro. Sì, credo, io non so se neanche se è stato cambiato Fantozzi, sinceramente. Intanto la recupera ancora lui, finta il tiro, serve Bozzetto ma Ipignazar fatica e non solo, ma se la porta via Ipignazar. Torner che prova di prima intenzione, ancora per Compagno, per Torner, la cambia per Chicco Rossi dietro porta per Compagno per Ipignazar, per Compagno ancora, Ipignazar, Torner manovrano il rosso blu, ancora Torner, ci si arrabbia, sì, probabilmente vuole qualcosa in più, ancora ci prova in giravolta Compagno dopo aver superato l'avversario, ma è Fernandez che può tornare in avanti per i suoi. Giovannetti ancora per Fantozzi, inesauribile, 9:45, poi la sfera recuperata dal rosso blu con Ipignazar che serve Chicco Rossi che ci prova in uscita dalla porta. Ancora Liam Bozzetto per Compagno, grandissimo in fase difensiva, praticamente la toglie dalla stecca avversaria, si lamenta adesso Ipignazar ma serve un po' più di reattività, cosa che c'ha Fantozzi che va a recuperare una sfera importante, poi si mette in proprio ma lì c'è Riccardo Gnata che dice di no. Sfera in profondità, Torner al centro per Chicco Rossi, troppo addosso al portiere e adesso ancora la buona fase difensiva di Torner, da questi a Rossi che si mette in proprio, finisce a terra, l'arbitro dice che deve rialzarsi, poi mi spiegate perché dopo che ha superato l'uomo dovrebbe buttarsi a terra, ma comunque questa è la decisione del signor Rondina che era lì a due passi. Ancora Bozzetto la recupera per i suoi, Fantozzi che lamenta un dolore a una gamba, probabilmente ha ricevuto una botta o una pallata. Giovannetti in possesso di sfera, ancora Giovannetti dietro porta,
aspetta il piazzamento, la serve a Fantozzi. Fantozzi ancora cerca il giochino, non riesce. Torner per Ipignazar per Rossi, ma c'è l'anticipo falloso di Fernandez. Il time out chiesto da Ale Bertolucci. Movimento in panchina, vediamo se ci saranno cambi. Fuori Rossi e dentro Ambrosio. I due sono stati sostituiti in maniera importante per tenere sempre ben vivo là davanti una punta di riferimento. 7-2 il risultato dopo il 5-2 del primo tempo, doppietta di Fernandez nel primo 2 minuti, poi colpietta di compagno di Ambrosio e di Pinazar, praticamente la chiude nel primo tempo sul 5-2, nel secondo Galbas il 6-2, il 7-2 ancora di compagno. Giulio. Forteramami che sta gestendo la partita come deve fare una squadra che è superiore e sta anche conducendo con 5 gol di scarto, e un Forteramami che chiaramente capitalizza anche la propria superiorità dal punto di vista tecnico, del numero dei cambi eccetera. Certamente la semifinale di Coppa Italia, l'abbiamo detto all'inizio, sarà un'altra partita, ma questo lo sa benissimo anche Alessandro Bertolucci. Sta di fatto che stasera è un risultato importante per la squadra dello stesso Bertolucci, e soprattutto c'è da dire che la reazione della squadra dopo l'1-2 iniziale è stata veramente importante, e ci sono dei momenti in cui il Forteramami dà veramente l'impressione di essere incontenibile. Poi magari gli avversari riescono a restare in partita, a riportarsi sotto, però ci sono dei momenti in cui riesce a sviluppare una tale pressione, un numero di conclusioni in porta che fanno poi la differenza. E intanto riprende a giocare la formazione, l'arbitro, c'è un fischio dell'arbitro, vediamo quello che è la decisione battuta in questo momento. Torneri in anticipo su tutti, Nadini, Fernandez, Giovannetti e Fantozzi. Torner, compagno Ipignazar e Ambrosio, compagno per Ambrosio, Torner, Ambrosio, fraseggiano i due a 7 minuti dalla fine. Guarda anche il cronometro la formazione rossoblù, in orizzontale per compagno, da questi a Ipignazar che deve uscire dalla zona calda, lo fa in questo momento. Compagno fa fuori un avversario, mette al centro per il tentativo di deviazione di Ambrosio che non riesce, scatta ancora il tentativo di Fernandez, si imbeccata molto buona da parte di Fantozzi, poi Compagno se ne va fra due avversari, la serve per Ipignazar, per Torner ancora per Compagno che supera un avversario, lo mette dietro porta, la stecca di Grimalta è fuori dall'area di competenza, il signor Rondina fischia il fallo. 6:26 alla fine, 7-2 il risultato, chiesta la distanza da rispettare i 3 metri, ancora la pallina è recuperata però da Lodi, prova un tiro improvviso Ambrosio che non riesce, dunque Faccin, da questi a Fernandez, dall'altra parte per il nulla perché Giovannetti non aggancia, dunque si distende la formazione rossoblù con il tiro immediato da parte del giocatore, poi dall'altra parte ci prova ma fuori misura Faccin. Ancora un cambio dentro Galbas, a proposito di inesauribili, e fuori Compagno. Ipignazar in possesso di sfera, ancora Ipignazar per Torner, questa sera ripetutamente vicino alla rete ma sfortunato in un paio di occasioni. Adesso c'è il fallo su Galbas ma l'arbitro concede la norma del vantaggio a suo dire ovviamente. Ipignazar in possesso di sfera,
Buona difesa del Lodi in questo frangente, Forte Dei Marmi che ha difficoltà a trovare il varco ma mantiene il possesso. 10 secondi alla fine, Torner per i Pignazar, in profondità per Galbas, per Torner che tenta il tentativo di filtrante per Ambrosio, ma la sfera recuperata ancora dopo il tocco del portiere da Galbas per i suoi. Forte Dei Marmi che torna avanti con 40 secondi di tempo per uscire dalla zona calda e andare alla conclusione. Lo fa in questo momento Ambrosio, un possesso di pallina ancora per Galbas, per i Pignazar a Galbas, per Ambrosio, poi anticipato al momento della conclusione, ma è ancora Ambrosio che fa tutto da solo, arriva dietro porta, serve Galbas per i Pignazar ancora, il missile di Pignazar passa al lato, Fernandez il più veloce a recuperare sfera per i suoi, Fernandez per Giovannetti, in profondità c'è l'anticipo netto di Torner da questi a Galbas per i Pignazar, per Galbas ancora, Torner ancora al centro per la corrente Galbas, l'uscita del portiere, poi si lotta, il fallo di squadra a carico di Ambrosio, la punizione in favore del Lodi, è il sesto fallo rossoblu, a quota 8 la formazione lodigiana quando mancano 3,57, c'è da asciugare la pista. Tanto Giulio, ci si avvia verso un finale di gara con un Forte Dei Marmi a più 5, 4 minuti sono tutto e il contrario di tutto, però insomma per come stanno giocando le due squadre solo un suicidio collettivo può ribaltare la situazione. Sicuramente, anche perché il Lodi ormai, sia come dicevo prima qualche minuto fa, sia per la stanchezza sia anche per appunto il vantaggio del Forte Dei Marmi e per l'autorevolezza con cui la squadra di Alessandro Bertolucci sta tenendo la pista, è chiaro che un po' sembra avere così metabolizzato la sconfitta, diciamo così, nel senso che c'è poco da fare. È chiaro che non si possono regalare due giocatori come Naera e Antonioni alla capolista, no? Forte Dei Marmi, Lodi ha fatto quello che poteva, l'ho già detto, ha messo anche in difficoltà, ha iniziato veramente bene perché poi oltre le due reti anche nel mezzo dopo il 2-1 del Forte Dei Marmi era riuscito ad andare vicino alla rete, ma è chiaro che poi dopo i valori vengono fuori e dover ruotare due giocatori in meno nell'hockey di oggi finisce per far perdere lucidità anche a quelli che potrebbero dare un contributo diverso in condizioni ottimali, cioè con la rosa al completo. Intanto è il Lodi che ci prova ancora, ma Gil in anticipo netto su Giovannetti, Gil poi attaccato da Nadini, resiste, la gira all'indietro per Ambrosio che è l'uomo più arretrato della formazione rossoblu. Ambrosio per Galbas, c'è Torner, riceve nei pressi della porta, la gira per Galbas in un fazzoletto, ancora per Gil, l'accelerazione Gil per Galbas e la traversa di Galbas, ancora un ferro a dir di no alla rete rossoblu, ma ancora Ambrosio che la porta via. Ambrosio per Torner, 2 su di lui, la serve allora a Galbas, da questi a Gil, Torner ancora, intanto ha fatto il suo ingresso con il numero 5 Monticelli, ragazzino giovanissimo della scuola lodigiana. La sfera in un qualche modo recuperata da Galbas, la gira all'indietro per Gil, da questi a Torner, l'accelerazione di Tornel, poi si intromette Fernandez proprio per Monticelli che se la deve vedere con Gil, se ne va Gil per Ambrosio, per Gil che la piazza ma è alta di un soffio, l'arbitro dice troppo per tutti e dunque assegna il fallo a 1,37, 7-2 il risultato. Non c'è più molto da chiedere a questa gara se non il fischio dell'arbitro. Forte Dei Marmi che dopo il break iniziale di 2 minuti tutto a vantaggio del Lodi sale in cattedra, ribalta il tutto nel primo tempo
dal 2-0 al 5-2. Nel secondo tempo non può niente il Lodi contro lo strapotere rossoblu, si arriva al 7-2, complice anche la mancanza di cambi per Gigio Bresciani, ma c'è ancora un minuto alla fine da giocare con Fernandez, Gil su di lui, fallo di squadra numero 7 a carico del rossoblu mentre si gioca. Fernandez per Nadini per Giovannetti che cerca di andarsene a Torner. Adesso il tentativo per il filtrante a Monticelli, niente da fare. Giovannetti ancora, tutti in piedi da una parte e dall'altra, gli ultra e tifosi sia rossoblu che giallorossi. Quando mancano 29 secondi il Forte dei Marmi riceve l'applauso dei propri tifosi, ma la sera è ancora per Monticelli per i suoi, poi scadono i 45 secondi, dunque Forte dei Marmi che finisce in avanti con niente da fare, ci prova subito Ambrosio, quando vede la porta è implacabile Giulio, niente da fare, insomma Forte dei Marmi è più forte, lo dimostra ancora. Probabilmente finisce in lo sarebbe momento. stato con un Lodi al completo, ma sicuramente senza quei due giocatori ha avuto vita decisamente più facile. Certamente con encomiabili tifosi del Lodi che hanno incitato la squadra fino alla fine, e naturalmente l'appuntamento fra le due squadre è rimandato il prossimo, anzi non rimandato, è rinnovato, sarà rinnovato il 23 di marzo nella semifinale di Coppa Italia proprio qui al Palaforte, perché saranno organizzate dal Forte dei Marmi. Per il Forte dei Marmi è la 18ª vittoria in questa regular season su 20 partite disputate. Sabato prossimo un'altra partita molto insidiosa, la trasferta di Follonica, una pista su cui Forte dei Marmi ha sempre avuto grossissimi problemi, e una squadra anche quella in ottima forma, quindi un risultato che credo non faccia una grinza per quanto riguarda il Forte dei Marmi, e comunque un Lodi che merita certamente l'onore delle armi per come ha tenuto la pista, soprattutto nei primi 25, diciamo anche 30 minuti. Grazie e buona serata. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento e la parte tecnica, lo lascio al suo pezzo che potete leggere domani sulla pagina sportiva della Versilia della Nazione. E ovviamente arrivano anche i risultati delle altre piste, la vittoria di 4-2 del Grosseto sul Breganze consente al Grosseto di scavalcare in classifica proprio il Lodi. Il Forte dei Marmi con questi 3 punti si porta a più 5 sulla diretta inseguitrice che è il Trissino, e dunque Tribuglio da una parte e dall'altra, le due squadre a ricevere l'applauso dei propri tifosi, da una parte il Lodi, dall'altra il Forte dei Marmi. Fernandez va ad illudere la squadra e i tifosi giallorossi, poi compagno Ambrosio e Pignazar chiude il primo tempo sul 5-2, di fatto la gara. Nel secondo tempo Galbas compagno 7-2 e si chiude dunque una gara che il Forte dei Marmi, nonostante i primi 2 minuti di impasse, poi va a dominare dal punto di vista del gioco. E da parte di Fabrizio Ercolini, grazie a Giulio Arnolieri, grazie a Jonathan Ardini per la ripresa e la parte tecnica, al regista, al mago dei bottoni Simone Polacci. Noi ci risentiamo alla prossima.